Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una live interattiva e gratuita di domenica vale doppio. Quindi se facciamo 30 minuti è come se ne facessimo un'ora e mezza. Perché è Dato festivo. perché è festivo e anche noi siamo qui per voi perché abbiamo ricevuto tante richieste di essere più presenti, soprattutto per quelle persone appunto che non possono permettersi o non vogliono permettersi un consulto dalla nostra Hilde per 20 euro 45 minuti o anche da Marietta Tiziana. Noi diamo sempre questa possibilità a tutti, che è poi come si definisce? Una Li come si dicono conoscitive, ogni tanto me le vengono: "Mi fai conoscitive, la esatto. conoscitiva?" Sì, vieni nella diretta. Esatto, inizia la nostra diretta che noi siamo qui per voi. Bene, Hilde, ti lascio a te la parola. Allora, ricordo subito agli utenti Facebook, che vedo che ci sono già 2 commenti, ma non si capisce chi sono perché compare utente Facebook. Dunque, se guardate Esatto, nel gruppo dove c'è il post, in cui trovate appunto il link della diretta, in alto c'è 2 righe scritte in inglese. Queste 2 righe scritte in inglese contengono un link in azzurro che dovete cliccare per autorizzare StreamYard, che è la piattaforma dalla quale stiamo trasmettendo in diretta, a pubblicare il vostro commento. Noi vediamo solo che avete provato a darci un commento, ma non leggiamo cosa. Dunque è necessario che appunto autorizziate StreamYard, così potremo rispondere anche a voi. Mi raccomando, provate. Provate, altrimenti l'alternativa è iscrivervi ai nostri canali YouTube. Così che insomma è un peccato, stiamo cercando di dirlo insomma a tutte le persone che si collegano da Facebook, piano piano non avremo più bisogno di ricordarlo perché diventerà un automatismo, oppure lo avrete già fatto, insomma. Dunque mi raccomando, allora autorizzate Facebook perché altrimenti non riusciamo a rispondere alle domande prive di tipo del questa, nome no? Questa dell'utente. qui va bene, Esa ma dobbiamo che voi vi iscriviate a Facebook, perché sennò è irricevibile per noi, ecco. esatto. Ok? Vedete che c'è Quindi, Facebook User e dunque abbiamo bisogno che autorizziate StreamYard. bene. Allora, Quindi bene, tutto il prima... resto comparirà nei banner, dunque non sì, stiamo lì a esatto, dire nulla. esatto, sì. Cosa ne dici, Ad Mariette? Siamo esempio, questa qui è una subito bella domanda, vedi? Lei l'ha fatta bene, ma risponderemo dopo. Beh, possiamo parlare, come si suol dire, dei nostri prodotti, dei nostri gruppi su Ilde, che ormai molte sono anche nuove. Esatto, allora vi spiego un pochino. Ovviamente ci trovate, come avrete capito, sui nostri canali YouTube, sui gruppi Facebook per i quali collaboriamo. 2 sono nostri, si chiamano I Casti Sacerdotali, che non è quello da cui trasmettiamo oggi. Quello da cui trasmettiamo oggi, oltre che nei nostri canali YouTube, si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Dunque, se siete appassionati di queste materie, volete materiale gratuito oppure qualche spunto di studio o riflessione, sicuramente questo gruppo fa per voi ed è lì che noi diffondiamo e divulghiamo gratuitamente. Ovviamente c'è anche il sito www.ilcapitano.intervista.org, come Che è vedete. questo qua. Esatto, in sovraimpressione c'è la home page. Mhm. In questo sito troverete molto materiale gratuito, sempre di radionica, ma non solo, trovate anche materiale di chiriologia. Chissà se a qualcuno piace imparare a leggere la mano, ci sono appunto delle dispense, ci sono delle dispense che spiegano anche per esempio un percorso, anche se sono dispense di riflessione e di studio non complete, perché poi abbiamo pubblicato dei libri, dunque queste dispense sono di ermetismo, ma anche di rituali semplici. Ci sono insomma una serie di cose, esercizi, meditazioni che sono però particolari per lo sviluppo di alcune qualità. Dunque, se vi piacciono questi argomenti, andate sicuramente sul sicuro scaricando materiale che trovate sul sito, e ovviamente la sezione shop, che è la sezione dove potrete individuare quali sono i nostri servizi a pagamento che mettiamo appunto a disposizione per quanti ovviamente ce li commissionano. Mhm.
Allora, Marietto, Beh, sono ormai i 5 penso minuti. minuti, sì, possiamo partire perché sapete che diamo mezz'ora Mh, gratuita di appunto di consulti, esatto. a tutti quelli che arrivano e hanno, come si dice, come si suol dire, si sono conformati alle nostre richieste, cioè iscritti a Face tramite StreamYard, cioè da Face a StreamYard, e poi che abbiano una domanda con nome e data di nascita di tutte e 2 le persone. Se uno mette un nome e la data di nascita e dell'altra persona no, non faccio neanche quella domanda, Allora sì, se la domanda riguarda il vostro rapporto con un'altra persona, abbiamo bisogno dei dati di entrambi, dunque è necessario che siate precisi. Anche le domande che sono formulate in modo più articolato sono sicuramente non che ci agevolino, ci agevolano a darvi una risposta utile a voi, dunque questo che sia importante. È Bene. importante dirlo, che sia chiaro, ecco. Allora, buonasera Cassiopea, buonasera Anna. Poi c'è un utente Facebook che si chiama Deborah, ma noi, come abbiamo detto, abbiamo bisogno che sosteniate la nostra. Sì, iscrivetevi, Sì, autorizzate s StreamYard. Buonasera Maria, buonasera Cassiopea, buonasera Donato, buonasera Claudia, buonasera Carmela, buonasera Nadia, buonasera Agata, la papaya, ah no, è Deborah, ok. Buonasera, vabbè, Anna credo, non so se l'avevamo salutata, Annalisa, Satiom, buonasera. E insomma ci sono un po', c'è anche Tiziana, la la nostra nostra Tiziana Tiziana, nazionale che buonasera, ormai ci buonasera. segue da 7, 8 anni, almeno io la Mm, Tiziana la conosco penso dal 2012, 2013 penso, e più o meno lì, ci siamo incontrati. Bene, poi benissimo, vedi qua allora. che c'è una che ha fatto, si è iscritta, brava. Sì, 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 brava, infatti si vede, bravissima. Esatto, infatti ci È dà molto anche buonasera. semplice poi, basta cliccare sul link e dare un'altra autorizzazione, insomma è Allora, la prima facilissimo. domanda che incontriamo chi può essere? Allora questa Ah, qui la saltiamo via perché sì, chiaramente, abbiamo chiesto. insomma non è stata esaurita. Quindi Allora, la prima abbiamo domanda è di Cassiopea. mh-mh, Mm. Vincenzo. Vuole sapere se Vincenzo ha capito gli errori che ha fatto con Katia. Allora okay, Vincenzo è vediamo un nato il po'. 16 aprile del 60, conosco molto bene quella data. Gli errori li capiscono, ma è più forte di loro. Son gnocchi. Ilde, a te. Sì, vediamo un pochettino. Vediamo se Vincenzo ha capito gli errori fatti con Katia. Cosa dici? Eh, Del coccio? ma alla fine, anche girando su se stesso, tende a puntare. Oh, cosa fa adesso? Mh, de No. il Mm. de coccio, de coccio. Secondo me è che la sua natura prevale su di lui, cioè magari a livello ideale capisce anche cosa cerchi di dirgli, ma probabilmente, comunque fermo sulla sua posizione vorrebbe che anche tu capissi lui. Vediamo un po' comunque cosa dicono le sibille, proviamo ad approfondire. Vincenzo, 16 aprile del 60, che cosa, se ha raggiunto una consapevolezza degli errori fatti con Katia. 28 febbraio del 75, comunque una bella domanda, nel senso non è una domanda scontata, è una domanda che mira in modo diretto su un qualcosa, dunque vediamo subito. Però non si arrende, nel senso, cioè, la resa c'è, ma persevera piuttosto, sembra che tenga duro, che non. Vediamo un pochettino di rimpianto, però è come se lottasse col suo rimpianto o con la sua possibilità di arrendersi. Comunque è più forte di lui, c'è proprio qualcosa. Allora, Katia. Mh. Diciamo che, lui vedi che ha approfittato nel tempo, per tanto tempo, cioè abbiamo la carta del gatto con la costanza, dunque lui a lungo si è approfittato del tuo amore, capisci? È proprio detto qua. Ehm
Il che fa capire con la carta del gatto in partenza che non è che non sapesse, ma che insomma non fare sforzi gli era più conveniente. Ora si rende conto, guarda comunque, perché la carta del sacerdote sa di essere stato scoperto. Dunque sa che, il suo gioco ormai è chiaro, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, però è come se ancora intanto la prima carta della nemica con l'omaggio di preziosi, lui, la vive più come una presa di posizione di come siete distanti da un punto di vista di come intendete la coppia o il rapporto o la situazione in sé. C'è proprio la possibilità anche di divergenze di natura caratteriale. Ehm, Dunque quello che è importante per lui magari, per te non sembra prioritario e viceversa, Dunque, lui percepisce che non solo tu hai capito bene lui, ma che anche pur capendovi bene o capendo bene lui, comunque lui non si vedi che preferisce magari con rammarico allontanarsi o accettare che tu sia lontana. C'è però del tormento, tanto bene non sta. Tanto bene non sta perché è chiaro che, si rende conto, non è che non si renda conto. E vedi che cercherà io lo vedo che cercherà di riportarti a casa e di rincontrarti, di rilanciare il rapporto, questo è chiaro. Nel prossimo periodo di sicuro proverà ancora a attenta però perché il mercante, ha sempre un secondo fine, dunque non è cioè vuole riportarti a casa, vuole riportarti accanto a sé, però, la carta del mercante indica anche la possibilità che comunque lo faccia in qualche modo con un calcolo. Però guarda, nemico, disgrazia e superbia, capisci che, ehm è troppo più forte di lui. Ha proprio un carattere che, non va tanto bene. Comunque ci metterà un po', ad arrendersi. Ci metterà veramente tanto. Alla fine potrebbe anche cercare di recuperare. Bisognerà capire, perché noi stiam guardando dalla sua prospettiva, bisognerà capire per allora tu dove sarai, perché lui probabilmente messo con le spalle al muro alla fine ti darà le cose che chiedi. Ti ricordo che ho detto che conosco molto bene quella data e so che è così. Però credimi, chissà tu dove sarai per quando lui sarà disposto a darti tutto. Mh. E infatti vedi che la Cassiopea dice: "Brava Hilde, ha fatto ho fatto le valigie dopo 4 giorni, quindi Pensa tu. la Cassiopea 4 giorni è già un recordman, diciamo che non è una Incredibile. neanche ha visto la cucina, si può dire. Bene, passiamo subito alla prossima amicizia che è un'amicizia conosciuta e insomma ci ha accompagnato per un bel periodo della nostra vita, è sempre stata, mhmm, in un certo senso con noi, è la nostra La Claudia. La nostra Claudietta. Claudia, non Ciao rompi, non ti preoccupa non ti preoccupare, ci fa sempre piacere leggerti. Bene un po', vediamo un po' cosa dice la nostra. allora, okay, lei chiede perché John non le risponde. E allora devi farla te, perché col pendolino non c'è poco da fare. Già col Eh sì e sì. no diventa difficile, vediamo un Bi po'. 11 giugno '72 Claudia, vediamo perché John 12 ottobre '74 non le risponde. Vediamo. Eh. Sembra che stia rimpiangendo un rapporto. Ma c'è un'altra persona, Claudia.
in questo momento sembra proprio che lui ci sia proprio un'altra persona che si è affacciata nella sua vita e che addirittura, visto la carta della riunione, potrebbe anche essere una persona che non è nuova nella sua vita e che è ritornata nella sua vita. Comunque guarda, lo vedi che c'è una linea del passato un po' pesante, dunque, a un certo punto deve averti anche bloccata. Vedi, tu chiedi perché non ti risponde, dunque ovviamente la stesa è letta dalla prospettiva di lui, no, e è come se si sentisse, quasi in una situazione, non di quelle non facili, dove non si sentiva magari completamente a suo agio, comunque, troppa gelosia o discussioni, capisci che, qui già nel passato fa capire che, c'è una storia non sempre snella, non sempre, e ricordo che è attinente alla domanda. Dunque per lui è come se si fossero sommate cose anche vecchie, che lo inducono ovviamente a un comportamento di un certo tipo. A questo, cioè le cose vecchie che si sono sommate, si vanno a sommare appunto al fatto che si è riaffacciato qualcuno nella sua vita in questo momento. Dunque non è tanto propenso, vedi c'è la carta della disgrazia, dunque non è tanto propenso a dare spazio ad altre persone, anche forse per scelta, è un cambiamento di atteggiamento meditato, non è qualcosa così. Dunque per scelta sta dando spazio a questa persona che si è reinserita nella sua vita, reintrodotta. In ogni caso nel prossimo periodo, vedi, comunque è come se poi ci ripenserà su, ai tuoi messaggi, in modo diverso. Dunque, probabilmente per un po', farà così, cioè si assenterà. Anche l'esito, vedi, messaggero, nemico, gran signor artista, potrebbe lasciare intendere anche che a volte, ha la sensazione, dobbiamo sempre rispondere al perché non risponde, forse a volte ha la sensazione di essere seguito, osservato, spiato, no, tramite messaggi. Ehm, Dunque e in questo momento probabilmente, cerca di farti capire che è interessato ad altro, cioè il suo non risponderti è un modo silenzioso perché ci arrivi da sola per ora, però il motivo te l'ho detto. C'è una serie di cose del passato e una figura che si aggiunge nel presente. Allora, Eh sì, sì. Però c'è speranza, eh. ma sai, abbiam visto che adesso è Mm, così, poi nel futuro c'era lui che ripensava ai messaggi di lei, insomma eh, è un po' un così. po', allora, poi c'è un'altra domanda che non è ricevibile, ma le mettiamo. Quindi, Olga, se ci stai seguendo, iscriviti a StreamYard. E quella Esatto. ricevibile invece è di Carmela, perché Carmela si è iscritta al tubo, no? E chiaramente ha questa possibilità. Quindi tutti quelli che arrivano da Face, mi raccomando, iscrivetevi a StreamYard. E Come ha allora fatto però, l'amicizia? ecco, vi spiego di nuovo perché ogni tanto sarà bene dirlo durante la diretta. Dal post che compare nel gruppo, dove appunto vedete la possibilità di accedere, non Che il quando siete gruppo è... già a vedere la diretta, ma nel gruppo, andate a cercare il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Nella home vedrete il post da cui potete accedere alla diretta, ma prima di accedere alla diretta andate a cliccare sul link azzurro StreamYard/Facebook, così da autorizzare. Ovviamente vi chiederà un ultimo ulteriore passaggio perché cliccando quel link apre una pagina, date l'autorizzazione e a quel punto noi vediamo chi siete perché ci arrivano i saluti, non sappiamo da chi Mm, e ci dispiace non potervi rispondere. Dunque approfittate, mettete la vostra autorizzazione così. bene, Allora allora andiamo vediamo qua. avanti.
Chi c'è adesso? La nostra Carmela. Carmela, perfetto. Ricordate che se, ecco, infatti c'era la domanda di Donato, ma se non mettete i vostri dati, i dati della persona su cui chiedete, noi non siamo in grado di rispondervi. Dunque andiamo avanti. Allora, Carmela, 4 gennaio 81. Esatto, scusa, Lavorerò. la faccio vedere questa domanda. Vedete, Donato fa una domanda, ma abbiamo detto più Manca la data volte di nascita di nascita, Donato e anche la data di nascita di questo Antonio, dunque esatto, quindi non è la ricevibile. vibrazione è È troppo troppo bassa, debole, non è riusciamo a come una raggiungere questo. pagliacciata allora. Andiamo Allora, invece a Carmela, Carmela, esatto, vediamo la vediamo Carmela, se lavorerò per la società Sanità Service. Qua vediamo un... tu sì, no. Oh, No, al oh, oh, oh. contrario dovremmo fare. Forse devo uscire un attimo. Sì, devi uscire, aspetta che ti muovo. Tac, Ecco. che ti... oh, oh. Ah, ah. Alla fine ci sono riuscito, eh. Ok, dai, vediamo un po'. Ti ricordi ancora la domanda? Te la ripeto. Carmela, 4 gennaio 81, lavorerà per la società Sanità Service. Ma non è per domani, ma cosa ne pensi? Sì, perché il pendolino ci ha messo un attimino ad Mm, andare sul sì, magari di mm. mezzo le feste, le cose. Vediamo un po' cosa dicono le sibille per Carmela e la società Sanità Service. Allora, sibille, speriamo che siate in forma e che sia anch'io nell'interpretarvi. Vediamo un po' per Carmela. Allora. Mm. Qui sembrerebbe esserci comunque una persona molto grande, che potrebbe magari averti o potrebbe guidarti o darti una mano in questa situazione. Ehm, Lontana, c'è qualcuno di lontano, compare. Vediamo un pochettino. Allora, ma allora effettivamente non è immediata questa cosa, perché la linea del presente lascia un margine incerto. Partiamo dal fatto che è possibile che tu abbia proprio studiato per questo ramo, vedi che c'è la carta dell'artista, che poi anche la carta del letterato, che generalmente si riferisce agli studi, non necessariamente a una persona in carne e ossa. E qui però, ecco, con passione, con slancio, è stata una cosa positiva, probabilmente hai anche, come dire, ricevuto sostegno, incentivo da parte di qualcuno che ti ha, come dire, sostenuto in questo. E è possibile anche che oltre agli studi, nell'ambito, non so, la carta della riunione può indicare stage, riunioni, può indicare la cerchia delle amicizie, la cerchia delle proprie conoscenze, dunque probabilmente nasce questa opportunità, ti viene nominata questa cosa e da lì ecco che cerchi di capire o di vedere un po' come va la situazione. Al presente questa linea, come ti dicevo, non sembra dare un esito positivo immediato, anzi la prima carta è una carta che parla invece di una risposta non tanto positiva, come se si dovesse trovare l'occasione per questo inserimento. Ehm, e questa occasione, questa opportunità sembra dipendere comunque da qualcuno che ha, come dire, voce in capitolo. Dunque c'è da attendere un pochino. Boh, non dico che stiano valutando, ma è possibile che nel prossimo periodo invece, dunque non nell'immediato, ma nel, come dire, nell'arco di un mese e mezzo, invece arriverà una notizia. Come vedi, la carta del dottore può indicare
effettivamente l'ambito della professione, essendo presente la carta del mercante, e di conseguenza arriva questa occasione perché il messaggero introduce una novità e cose favorevoli e positive. Dunque è possibile anche che qualcuno caldeggi la tua assunzione, o comunque il tuo nome. E guarda, riunione, donna di servizio, casa. Per me alla fine è un sì, cioè alla fine sembra proprio che tu venga poi chiamata a collaborare lì, okay, c'è la prestazione di servizio in un contesto, in una struttura. Effettivamente guarda, l'unica cosa che è un po' nì, è che probabilmente o il compenso di partenza non è proprio quello che ti immaginavi o quello che sognavi, oppure c'è qualche aspetto non definitivo, però di fatto per me è un sì. Magari le condizioni del lavoro non sono esattamente, quelle, che speravi, ecco. Però, secondo me è un sì, mh. Bene. Bene, infatti anche la Carmela dice che è stata scavalcata in graduatoria. L'ha Ah. confermato, Mh. Bene, passiamo subito perché fra un po' finiamo, visto che diamo mezz'ora, di Certo, cognitive tutte, però io vorrei rispondere alla domanda una persona che è da FACE è iscritta. certo, Cioè, così che gratifichiamo anche certo, quei l'unica che si è iscritta partecipanti. da FACE, Sì, vedi, questa che è penso l'unica. esatto, sì, sì. Mh-mh. Arriverà una persona per me in questi mesi, lei si Ecco, chiama Deborah, primo, luglio del '91. Oh, sai che non riuscivo lì per lì ho visto il 7 e non riuscivo a collegarlo al Ai, ai. vedia vediamo un po' se aspetta un po' se riusciamo a no, bisogna No, fare il devo giro. uscire, Vediamo un po', ti devo rimettere dentro. ecco così sì. Vediamo se arriva il cavaliere azzurro. Mh-mh. Dammi di nuovo il nome e la data. Deborah, primo luglio del '91, se arriva una persona nei prossimi mesi, una persona per lei. Un po' Lei non è che combattu dice la persona giusta, almeno scrive una persona, probabilmente mh, insomma, ma vuole pestare non da che sé. respiri e basta, sì, No, qualcosa. vabbè, intendiamo No, chiaramente. sì, sto scherzando. Ma si vede arrivar qualcosina. Certo che è un diesel, ci mette un pochettino a carburare, ma sembra che poi alla fine con un colpo di reni si faccia vivo. Mh. Vediamo allora con perché non fai come hai fatto con me, che ti metti piccolino? Penso che si riesca se ti reinserisci. Sì, Due vediamo. piccoli così? Ecco, hai No, visto? no, perché quando tu non sei online, Te sei respiri. Ai, ai, va bene, va bene. Allora Deborah, primo luglio '91. Vediamo se arriva una persona per Deborah, una persona ovviamente a livello sentimentale, vediamo un po'. Eh, ti manca proprio, ti hai dei rimpianti, forse in un sembrerebbe il taglio dire che: "Mannaggia, se tu avessi saputo proprio quello lì non è che lo rimbalzavi, quel tizio che ti faceva il filo." Dunque sembra dire così, che un po' è un rimpianto in questo momento. Però vediamo, a noi interessa il futuro. Allora allora Deborah, ehm, mh, c'è stato un qualcosa in passato che ha messo in crisi la tua fiducia, o qualcuno che ti ha al contrario, non aveva fiducia in te? Qui, il soggetto non è necessariamente chiarissimo, però si capisce che c'è stato un periodo particolarmente importante dove i dubbi, hanno spinto,
a controllare magari anche morbosamente qualcuno, cioè c'è stato proprio un periodo molto difficile. Nel presente, vedi che ci sono ancora come delle resistenze, okay, anche se c'è qualche sollievo, qualche cosa, però, ehm, qua dice insomma che c'è comunque ancora, come dire, un qualcosa che agisce, no, su di te, qualcosa che o devi proprio cioè lanciarti e dunque, aprirti più con ottimismo, diciamo così, con più determinazione. E, insomma, in questo momento non è che c'è granché, però ci sono dei movimenti, c'è qualcuno che magari ti corteggia in modo non del tutto dichiarato, magari lo tiene per sé perché tasta il terreno, il polso della situazione per capire insomma la risposta, però quello che c'è si capisce essere ancora, sai, all'alba proprio, cioè c'è qualche flirt ma niente di che. E nel prossimo periodo che compare comunque una persona, un ragazzo, più ecco, una nuova conoscenza compare, potrebbe avvenire per il tramite di un'amica, questa amicizia, questa persona potrebbe appunto farti conoscere in qualche situazione questo ragazzo, però allora l'interesse non è proprio subito grande per lui, perché vedi che c'è, morte, artista, dunque magari non è proprio la persona, che risponde in pieno ai tuoi canoni, però di fatto piano piano sembra che poi possa nascere qualcosa di più. Dunque, ehm allora, o nasce qualcosa di più con lui, oppure vai a conoscere un'altra persona ancora, cioè possibilmente questo qui alla fine si riduce a un'amicizia e non evolve, la situazione, però sembra comparire all'improvviso un'altra persona. Attenta però perché l'artista, mhmm, è una persona che ti sa proprio affascinare, che ti ma è un narcisista, dunque normalmente quando compare l'artista sappiamo già che si ha a che fare con qualcuno che poi ha un atteggiamento discontinuo o comunque centrato su di sé, dunque fa solo quello che gli va a lui, c'è, non c'è, tutto gira intorno a lui, dunque attenta, okay, perché avrà questa personalità molto forte, affascinante, carismatica, ti saprà conquistare, però ecco, noi non riusciamo a vedere il dopo. Qui è quello che si vede, però attenzione, non è male, perché in ogni caso sembra che un po' di movimento, al di là delle tue attuali resistenze, si va a creare. In questo ti darà una mano un'amica e poi ci sarà quest'incontro con questa persona. Poi l'esito. Dunque e poi all'improvviso sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, mi hai preso sempre più, cantavano gli 883, no sto scherzando, e che all'improvviso arriva, forse inaspettatamente oppure non lo aspettavi più, il messaggio di qualcuno che aveva già fatto parte della tua vita. Oh, diciamo che insomma ti aspettano, Deborah, dei mesi abbastanza vivi, dunque compare una persona affascinante, un'amica ti presenta comunque un bravo ragazzo, ma magari non c'è quella scintilla e, in futuro guarda un po', quando manco meno te lo aspetti più, anche qualcuno che del passato torna a scriverti. Dunque, mh, mh, mh. Beh, vediamo. Sì, però qua, voilà, eccoci qua. Eccoci. Insomma, mentre tu stavi spiegando appunto la nostra amicizia, ha commentato, si sono spaventate a conoscere qualcuno, mi hanno deluso, ma soprattutto
questo è importante. Grazie mille. Grazie, fa piacere quando Noi ringraziate. accettiamo sempre i complimenti sia anche di Claudia di Claudia qua, e voilà. Bene, Eccoci. Sì, qua, sì, sì. si dà la nostra Claudia. Allora, bene, abbiamo fatto più di 30 minuti con le nostre amicizie, li ringraziamo e li ricordiamo che domani sera Alle saranno 21:30, sì. nel canale di Legarda. Io non ci sarò perché ci sarò al pomeriggio a sorpresa, farò una live, quindi per quelle persone a cui non abbiamo potuto rispondere, il Marietto c'è. Mi raccomando agli utenti Facebook, vi Ecco, ricordo ripetilo bene. di sì, Nel sì. nostro gruppo Radionica Radiestesia, spiegalo bene perché. Allora, quando entrate nel gruppo trovate nella home tutte le ultime condivisioni. Sicuramente nelle ultime condivisioni troverete anche il post che parla di questa diretta, cioè con la finestra e con l'immagine di presentazione della diretta. Ma prima di cliccare per accedere alla diretta o per accedere al video che resta comunque disponibile anche dopo, quando la diretta sarà conclusa, in alto andate a cliccare sul link azzurro di quelle 2 linee scritte in inglese all'interno del post. Quelle 2 linee spiegano che per autorizzare la pubblicazione dei vostri commenti dovrete cliccare su quel link. Dunque il link è StreamYard/Facebook. Una volta che lo cliccherete vi si apre un'altra pagina, dovrete dare una semplice conferma del fatto che state dando l'autorizzazione. Da quel momento in poi, invece di comparire una cosa del genere, Facebook user, ci comparirà il vostro nome, come per esempio lei a cui abbiamo risposto. Vedete che c'è il simbolino di Facebook vicino alla sua fotografia, ma si vede chi è che ha scritto il commento. Bene, a questo punto Marietto. A questo punto il Marietto fa le valigie e vi dice domani, no, domani vi aspetto verso le 4:30 nei stessi canali di oggi di YouTube e nel stesso gruppo, perché ormai stiamo promuovendo Radionica Radiestesia, tarologia ed ermetismo, e vi aspetto lì per Io una sarò mezz'oretta. invece in diretta sempre domani sera, ma alle 21:30 e da sola, dunque Se volete un consulto, vedete qui il numero di Ille sotto che gira, è da 40 minuti, più o meno 37 minuti che gira, e potete fare tranquillamente una chiamata e prenotarvi il vostro consulto privato. grazie a Bene, tutti, buona domenica, buona continuazione e a grazie di domani. averci fatto compagnia, grazie, alla prossima.